Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È un video complicato, cioè per quanto possa paradossalmente essere semplice, in realtà secondo me è molto molto complicato parlare di questa cosa oggi, al momento attuale. Perché sì, perché ci sono troppe variabili, troppe cose di mezzo, eh, troppe, troppe cose, di cui tra l'altro non si sa nemmeno l'esito, tipo il piazzamento in campionato del Cagliari, se rimarrà in Serie A oppure ci sarà una retrocessione, eh, che è la cosa più importante da cui tra l'altro dipenderà tutto questo discorso, ma andiamo con ordine. Forse alcuni potrebbero non saperlo e sinceramente fino a qualche minuto fa nemmeno io. Mi è capitato un messaggio su Instagram da parte di un ragazzo, tra cui tra l'altro non ho ancora risposto e risponderò dopo, e mi ha inviato un post di Instagram, un post di una pagina ovviamente del Cagliari, che trattava un argomento, questo argomento in particolare. E la fonte è una ed una sola, però io ve lo voglio riportare sul sito di 131, ve lo voglio far vedere, perché la prima cosa che ho vista poi è stata quella, in realtà, perché io l'ho visto lì. Quindi vi porto qui, vi metto a schermo intero e vi leggo notizia delle 13:15. Radio Rai, gruppo messicano interessato al Cagliari, ma il club smentisce. La vittoria con l'Atalanta a dare slancio alle velleità salvezza, mentre lontano dal campo arriva una notizia che potrebbe sconvolgere il futuro del Cagliari. A lanciare la clamorosa indiscrezione è la Rai, all'interno dell'edizione mattutina nel radiogiornale del TGR Sardegna in onda su Radio 1. Questo è l'articolo che dice: la sconfitta contro la Lazio del 10 febbraio scorso non è solo stata la svolta sportiva, con Claudio Ranieri che vide le sue dimissioni respinte direttamente dai giocatori nello spogliatoio della Unipol Domus. Sto a leggere malissimo, regà, però sto a leggere al volo. A margine della gara contro i biancocelesti, infatti, il presidente rossoblù Tommaso Giulini dichiarò in conferenza stampa di essere pronto a farsi da parte e cedere il club a un interlocutore affidabile. Quando Giulini ha risposto: se qualcuno si fa avanti, bene, perché io è questo quello che posso fare, di più non riesco. Per chi si ricorda più o meno quella conferenza stampa, quello è il pezzo in cui lo dice. Per ora non si è fatto avanti nessuno, disse il padrone del Cagliari, ma, come rilanciato dalla Rai oggi 10 aprile, la situazione potrebbe essere nel frattempo cambiata. Stando alle informazioni riscontrate da questa testata, queste le parole, l'interlocutore oggi ci sarebbe. La sua affidabilità è da verificare. Scusate. Ma non vi sarebbero dubbi circa la sua capacità finanziaria, visto che si tratterebbe di un gruppo messicano che fa capo al magnate dell'alimentare Marcos Achar Levy, credo si dica, accreditato di un patrimonio da oltre 2 miliardi di dollari dalla rivista Forbes. L'interesse da parte dell'imprenditore d'oltreoceano sarebbe testimoniato da un tour nel capoluogo sardo effettuato da alcuni suoi emissari, che in veste ufficiosa avrebbero svolto un sopralluogo nel centro sportivo di Assemini e anche assistito alla vittoriosa vittoria casalinga contro l'Atalanta. In mezzo anche una cena informale, durante la quale si sarebbe iniziato a iporizzare uno scenario all'interno del quale un'eventuale trattativa potrebbe essere intavolata. Il numero 1 rossoblù infatti vorrà essere certo di lasciare il Cagliari in mani sicure e allo stesso tempo l'acquirente vorrà essere convinto della bontà dell'investimento, con la salvezza come aspetto vincolante. L'aggiornamento delle 14:20 va citato. Perché va citato? Nell'edizione del TGR Sardegna delle 14, in onda su Rai 3, è stata resa nota la smentita da parte della società rossoblù sull'ipotetico interesse per il club.
Allora, io non so, banalmente, non so come possa avvenire una smentita del genere. Parto dalla fine, perché poi voglio fare proprio un discorso logico e il più lineare possibile. Parto dalla fine. Io sono andato a cercare questa smentita che purtroppo però in realtà io non ho trovato, o meglio, sul sito del Cagliari non c'è. Come potete vedere sono sul sito del Cagliari e tra le ultimissime non c'è la smentita da parte della società. Sono andato su il Twitter del Cagliari e questa smentita non c'è. Non c'è. Se io scorro giù, ovviamente poi si va sempre più indietro di data, ma non c'è nessuna smentita. Se io vado su Instagram, tra l'altro magari fatemi aggiornare perché magari è arrivata nel momento, ma la vedo molto difficile. Vediamo sul sito del Cagliari se è arrivato qualcosa. Non è arrivato nulla. Twitter del Cagliari, vediamo, non è arrivato nulla. E Instagram del Cagliari, nei post non è arrivato nulla e nelle storie non è arrivato nulla, perché queste sono le storie del Cagliari. Quindi smentite perlomeno ufficiali o comunque trasmesse da organi ufficiali per via web non ci sono state. Quindi non ho capito ben capito come sia arrivata questa smentita, ma la prendo per veritiera la smentita perché è anche logico smentirlo. Andiamo con calma. Allora, io non ho la minima idea di chi questo tizio sia. Zero. Non ho la minima idea. Probabilmente ha un patrimonio importante, perché a giudicare dalle cifre che girano, il suo patrimonio è molto, molto importante. Però c'è una cosa che è ancora più importante, che è il Cagliari stesso. Purtroppo, e mi viene da dire purtroppo, stiamo vivendo un momento molto, molto delicato. E so che è un po' un ossimoro che lo stia dicendo io, che ci sto facendo un video sopra, ma perché un video doveva uscire oggi, non ho trovato argomenti e questo è caduto proprio a fagiolo. Non è questo il momento per parlarne. Decisamente no. E per quanto poi a noi importi e conti relativamente, perché di certo non siamo noi che potremmo o favorire o sfavorire un eventuale interesse da parte di un azionista di maggioranza. Non penso che il, il tifoso o comunque i tifosi abbiano un potere così grande. Non esiste, quindi non è che dipenda da noi. Io l'unica cosa che chiedo è, a prescindere dal fatto che tutta questa notizia possa essere vera o meno, a prescindere dal fatto che, ipotizzo una data, a fine giugno si possa arrivare a una cessione della società, a prescindere da qualsiasi cosa. Magari in realtà c'è anche dietro un'altra persona, magari se sono sbagliati la persona non è lui, ma è un altro che vuole prendere il Cagliari, o magari non c'è nessuno. Io l'unica cosa che voglio è che in questo momento così delicato non venga scombussolato quello che è l'ecosistema della squadra, l'ecosistema della società, perché siamo in un momento euforico perché abbiamo battuto l'Atalanta, sì, ma comunque molto delicato,
perché ci ritroviamo da neopromossa a combattere per la permanenza in Serie A. Ho chiesto e continuerò a chiedere a gran voce la cessione di una società, però quello che desidero è che, tralasciando il fatto che Giulini vuole che la società venga lasciata in buone mani, mi ricorda molto una frase che disse il predecessore di Giulini e poi sappiamo tutti come è andata a finire, ma vabbè. Io, se deve succedere, succede, ok? Io semplicemente voglio che tutto questo, paradossalmente, per quanto io lo desideri comunque, voglio che abbia il meno contorno mediatico possibile. Nel senso, se deve succedere e deve essere fatto, venga fatto tutto tra di loro, nell'oscurità più totale, nel buio più totale, e che vengano interessate il numero minore di persone possibili. Meno persone possibili sanno di questa cosa o possono parlare di questa cosa e più vantaggio ne trarremo noi. Perché comunque è un argomento delicato che rischia di scombussolare un po' gli animi, rischia di eh, rompere quello status quo che si stava creando ed è pericoloso perché noi adesso ci stiamo giocando una stagione e lo stiamo facendo, come ho già detto prima, da neopromossa e non è una cosa facile, per niente. Quindi attenzione a, a tirare fuori argomenti simili. Io non posso giudicare la veridicità di questa notizia perché non essendo giornalista non ho fonti, quindi per me questa news potrebbe essere tranquillamente come il gatto di Schrödinger. Per me è sia vera che falsa allo stesso tempo. Non lo so e poco mi importa in realtà saperlo perché al momento attuale voglio salvarmi, voglio garantirmi la permanenza in Serie A. A prescindere da chi ci sia come presidente, mi è indifferente in questo caso il presidente. Però in questo momento delicato io mi voglio salvare. Poi facciano tutto loro, perché tanto non è da noi che dipende. E non penso, ripeto, che noi possiamo avere un qualsivoglia potere sul permettere o non permettere che questa operazione venga effettuata. Fatto questo discorso, che mi sembra anche abbastanza logico, ma è sempre bene ribadirlo perché poi magari c'è chi dice, non guardando il video, che è un argomento destabilizzante e quant'altro. Chi lo dirà giudicando il mio video destabilizzante e quant'altro sarà perché non l'ha visto il video, quindi non avrà nemmeno bisogno di risposta. Passiamo al lato un po' più creativo. Ecco, navighiamo col pensiero, ok? Facciamo finta che tutto questo sia reale. E non lo so. Cioè, se noi facciamo finta che in realtà questa offerta ci sia stata, che si sia vicini a un closing e quant'altro, io non vi posso dire sono felice, sono triste, sono speranzoso, sono sfiduciato, sono neutro. Cioè, non ho particolari sensazioni a riguardo, in primis perché non conosco questo ipotetico acquirente. Non so chi sia, quindi per me potrebbe essere tranquillamente un signor nessuno capace di disfare, smantellare e rovinare una squadra anche avendo un patrimonio di 2 miliardi di euro. Ragazzi, un bravo presidente, cioè un portafoglio ampio, un portafoglio importante, non rende bravo un presidente. Questa è la prima cosa che voglio far passare come messaggio. Non significa che più zero ha nel conto in banca è sicuramente meglio far girare la squadra.
Perché guardate banalmente il Paris Saint-Germain. È una squadra fantastica, ma secondo me se voi chiedete a un tifoso del Paris Saint-Germain se è contento della situazione del PSG, vi dirà di no, perché quello che loro hanno costruito è un totale fallimento, perché con una squadra come ce l'hanno loro, non riuscire a vincere nemmeno una Champions League in tutti gli anni in cui sono stati gestiti da Al-Khelaifi o Al-Khelaifi o come si chiama, per loro è un fallimento, perché vincere in casa con quella squadra è facile e non ci sono nemmeno riusciti tutti gli anni. Però vincere in Francia con quella squadra è molto facile, vincere in Europa è più difficile ed è quello loro a quello che puntano, è quello il loro obiettivo. Quindi incominciamo a capire che un buon presidente non è quello che ha il portafoglio più grande, ok? Detto questo, io mi auguro che ci sarà un avvicendamento societario. Prima, tardi, tra un mese, tra un anno, tra 5 anni, tanto prima o poi sarà inevitabile e ci dovrà essere. Io mi auguro che sia il prima possibile. Però ricordiamoci sempre, con tutto che l'ho sempre criticato e continuerò a farlo se ce ne sarà bisogno, Giulini, chiuderemo la porta per aprire un portone. Noi non sappiamo cosa ci sarà avanti, ma sappiamo sempre cosa c'è stato dietro. Che suona brutta come frase, ma avete capito. Bisogna vagliare al meglio tutte le possibilità. Questa è la cosa che spero faccia di più la dirigenza qualora questo dovesse avere un riscontro reale. Perché io voglio che il Cagliari venga affidato ad un presidente che sicuramente abbia comunque una, una potenza economica adeguata a poter fronteggiare campionati di Serie A che puntino ad un obiettivo che sia più alto della solita salvezza in Serie A, ovviamente, perché comunque il capitale ci deve essere. Ma voglio anche un presidente che tenga la squadra, un presidente che pensi al futuro, un presidente che valorizzi il settore giovanile del Cagliari, un presidente che si faccia valere, un presidente che sappia fare il presidente. Penso che questa sia una delle cose che più sono mancate al Cagliari negli ultimi anni. Comunque, riassumendo in breve, facendo proprio il sunto del sunto del sunto, è inutile parlarne adesso perché tanto non c'è nulla di ufficiale, anche se una smentita c'è stata, ma non in via ufficiosa da parte degli addetti stampa del Cagliari. Se così fosse, io mi auguro che comunque, a prescindere se sia lui, se sia questo messicano o non sia questo messicano, in società possa arrivare una figura importante che riesca un po' col suo capitale economico, un po' con una progettualità valida a far crescere un Cagliari migliore per il futuro, che possa ambire anche a traguardi importanti. Questo è il mio desiderio. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!